Moltissimi oggi i volontari scesi in campo per il carnevale di Ponte San Nicolò nel Padovano. Quasi 3 i chilometri da coprire per garantire la sicurezza di cittadini e figuranti. Sin dal primo pomeriggio chiusa l'arteria principale 516, strada statale di notevole importanza che congiunge Padova a Piove di Sacco. Moltissime anche le secondarie da chiudere e quindi anche moltissimi i volontari giunti in prestito anche da altri comuni, Arzergrande e Padova solo per citarne due. E per l'occasione è stata montata anche una stazione radio itinerante del gruppo radio piovese. In campo anche la polizia locale e stradale per regolare il grande traffico e Croce Blu per garantire la sicurezza sanitaria. Una macchina, quella della sicurezza, già ben oleata da 12 edizioni e che anche questa volta ha funzionato perfettamente. E da Ponte San Nicolò è veramente tutto, a Padova la linea, Fish and Bar Channel, Ponte San Nicolò.